progetto Health Promoting Mental Health Together è un progetto che ha come obiettivo quello di promuovere il benessere mentale nei contesti universitari. Il benessere mentale lo possiamo definire come quella risorsa che permette alle persone di vivere una vita produttiva, di lavorare bene, di studiare bene, di sentirsi parte di una comunità e contribuire in questo modo a questa comunità. E perché è nato questo progetto? È nato perché diversi studi condotti su scala internazionale, quindi anche le evidenze scientifiche che abbiamo a disposizione, hanno messo in evidenza che il benessere mentale degli studenti, ma anche quello del personale docente, del personale tecnico-amministrativo, è possiamo dire un po' a rischio, nel senso che si osserva un'ansia crescente, stati di depressione. Allora questo progetto è nato con l'idea di lavorare in un'ottica di promozione della salute, cioè di focalizzarci sui determinanti positivi per il benessere mentale e lavorare nel setting universitario, perché come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute, il benessere, anche il benessere mentale, si promuovono nei contesti dove le persone vivono, giocano, lavorano e amano, nei contesti di vita quotidiana. E questo per tutti noi è un contesto in cui trascorriamo molte ore, che ci dà l'opportunità quindi di promuovere il benessere mentale. Allora l'idea del progetto è stata quella, appunto il capofila è Barcellona, l'Università di Barcellona, di coinvolgere diversi partner europei, quindi c'è l'Università appunto di Cagliari, c'è l'Università di Malta, l'Università di Lisbona e l'Università di Torino in collaborazione con il Social Community Theatre, il teatro sociale di comunità, e c'è anche l'OIUFE, che è l'Organizzazione Internazionale per la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria. Tutti questi partner hanno avuto il compito di mettere a punto dei percorsi, dei learning path che è di 8 ore. 8 ore perché? Perché devono essere replicabili, devono essere facilmente erogabili al personale e agli studenti, ma sono percorsi in cui viene messa al centro la persona, che ha la possibilità di esprimersi su quella che è la sua visione del benessere in ambito universitario, sui bisogni, ma soprattutto uno sguardo salutogenico sulle risorse che possono promuovere il benessere mentale. E quindi ogni partner ha messo a punto un percorso diverso. Questo lavoro è sfociato nella produzione di un handbook dove sono appunto raccontati tutti questi percorsi formativi, dove sono descritti in modo tale che siano replicabili e utilizzabili nelle diverse università. E anche noi qui a Cagliari abbiamo proposto, secondo le nostre corde, noi siamo appunto esperti in promozione della salute, un percorso di promozione della salute che ha coinvolto personale e anche studenti. Questo progetto Erasmus, ha avuto la durata di 2 anni. Diciamo che il primo anno è servito per instaurare la collaborazione con i partner europei, capofila a Barcellona, abbiamo detto, e poi ciascun ateneo ha portato avanti attività specifiche della loro capacità e interesse di ricerca. L'Università di Cagliari si è dedicata all'esperienza del PhotoVoice, che è un'attività di indagine qualitativa validata scientificamente e che ha come obiettivo attivare la riflessione e la collaborazione anche intersettoriale di persone appartenenti ad una stessa comunità per una riflessione su quelle che possono essere argomenti di interesse. Il nostro argomento di interesse era il benessere all'interno dell'università e quindi le persone hanno potuto appunto con diversi tipi di attività, ma quella principale era il PhotoVoice, mettere in campo i loro pensieri, le loro idee, anche le loro criticità della vita quotidiana, ma sempre in un'ottica noi diciamo salutogenica, cioè non era un'attivazione di lamentele, era un mettere in luce tutti gli aspetti che possono favorire o ostacolare il benessere. Come si evidenzia nelle immagini che sono sempre accompagnate da una didascalia, si vede che di fronte alla problematica, di fronte alla difficoltà, c'è sempre un'apertura positiva verso quelle che possono essere le azioni facilmente attivabili per migliorare e per stare bene nel contesto, come abbiamo detto, dove le persone appunto trascorrono la maggior parte della loro vita. Le persone si sono impegnate in 8 ore, sono le persone che hanno partecipato, circa 60 del nostro Ateneo, tra docenti
personale amministrativo e studenti. Quindi è stata molto positiva questa sinergia tra le diverse categorie che appunto lavorano e contribuiscono alla ricchezza del nostro Ateneo, e questo scambio è stato veramente molto produttivo e la mostra lo mette in evidenza. Le persone vengono a loro volta coinvolte, sono invitate a lasciare un commento, a lasciare un loro parere, un'altra idea, e quindi veramente il coinvolgimento, la partecipazione che è alla base della promozione della salute diventa veramente una cosa sentita e vissuta da tutte le persone che non solo hanno partecipato al progetto, ma anche poi via via noi speriamo il contesto della cittadella universitaria, e perché no anche anche altre facoltà, altri luoghi del nostro Ateneo. A noi ci piacerebbe appunto che la collaborazione si allargasse.